Raggiunta in extremis l'intesa tra governo, Fiat e sindacati sullo stabilimento di Termini Imerese dopo l'annuncio del Ministero dello Sviluppo Economico, retto da Corrado Passera, adesso si pensa al futuro, dato che l'accordo non è del tutto completo. E così come ha detto il segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, è auspicabile che anche la regione Sicilia diventi azionista garante del piano. La Fiat, ha aggiunto Landini, si è dimostrata disponibile a dare degli incentivi a quei lavoratori che attraverso la cassa integrazione e la mobilità possono raggiungere la pensione. In totale sono 640 i dipendenti di Termini Imerese che andranno in mobilità. E come confermato dai sindacati di categoria, l'accordo prevede un incentivo complessivo alla mobilità di 22.850 euro, dunque più dell'indennità per il mancato preavviso e il premio fedeltà. Per il segretario provinciale della UILM Vincenzo Comella si tratta di un'intesa che rappresenta il massimo della mediazione che si poteva raggiungere e che crea le condizioni per accompagnare alla pensione chi ha i requisiti e dà la possibilità a chi resta di avere una continuità lavorativa, sia che si tratti di un ex dipendente Fiat o di un operaio delle ditte dell'indotto. Subito dopo la firma dell'accordo è cessato il presidio a Termini Imerese davanti ai cancelli della Fiat. Giovedì scorso, lo ricordiamo, dopo ben 41 anni il Lingotto aveva interrotto la produzione delle auto, con grande sconforto, rabbia e preoccupazione da parte dei lavoratori. Intanto a Roma è stato fissato per il 1° dicembre prossimo l'incontro tra sindacati, il Ministero dello Sviluppo, Invitalia e DR Motor, l'azienda molisana che dovrebbe subentrare alla Fiat nello stabilimento siciliano.